il dottore Cucuru. Qua c'è la mano, fammi mettere sta già. Ieri si non sono abituati, scusate. Avete perduto questo, Francesco? E questo è l'invito. Ah, fa piacere. Ditemi una cosa, il dottore Passalacqua non si è svegliato ancora? Ci ha buttato proprio un caffè in camera. Ah, sta la panella allora. Un logo io. Con il logo io. Poi finalmente ti sei svegliato. Può aver passato una nottata in fame. Una nottata? Gesù, e perché non hai chiuso oggi? Perché ho pensato a mia moglie tutto il tempo. Io sto qua e lei sta in Svizzera. Ah no! No, tua moglie sta a Castellammare. Sta a Castellammare la moglie. Stava a casa numero 29 e io invece 28. Bravo, guardate. Anzi, a proposito, Francesco, Si è visto qualche siciliano? Sì, un signore siciliano. Sì. Dove stiamo? E sta fuori in giardino. Mi raccomando. Sì. Che scamera so io? Vuoi sapere pure come si chiama? Vuol dire? Sì, Calogero Paterno di Palermo. non sapete. Scusi, ricordi la stanza? Mia moglie? Numero 29, chi se lo scorda? Bravo. E io? 28. Grazie, dottore. Mi raccomando, Grazie. Vabbè. Ne mancava sta. Ti saresti tradito con il cameriere. Se solo pensi che mia moglie sta sopra. Ma non avanzare. La coscienza, la Ma coscienza. con la coscienza. Tu non sta sentendo sta coscienza. Tanto di qualcosa. Che è sto coso? Questo telegramma qua. Telegramma, Leggi. che ha scritto? Leggi lo stesso, leggi lo stesso. Me ne fa legge. Appena arrivato, tutto bene. Piango continuamente sulla mancanza. Poi sta niente, non si annoia. E dopo tutto tu qua non stai per divertimento, Raffaele. Tu sei venuto a Castellammare per un solo scopo. Tu sei venuto qui per farti mettere le corna. Sta spiegando, sta chiamando, non dice sta parola, a me mi fa impressione. Ma fa impressione, tu stai facendo questo siciliano. E una volta che quello ti avrà messo le corna. Ah, da volta! E ti ho pregato! Chiudi la parentesi con la bella Claretta e te ne torni a Napoli. Bella Claretta. La mamma. Gesù, ti devi portare pure la mamma. Che dovevo fare? Io se mi sapessi, ha detto che lei doveva salvaguardare la figlia, la fama della figlia. La fame, è colpa tua. Io ti avevo trovato un'orfana. Ma sapessi le figure che mi sta facendo fare? Tu non hai detto. Che stai Quindi sì, dopo cena. Se mi sa cantare, a ballare, le mie sono a meno, le tue sono a te. E io spazio, io tanto sto sopra le stile. Come lo piace? Porta dai! Ma che ne sai, ci metto dopo vai dietro la coppa bacia. Bene, mi piace, io poi non vi voglio fare sfidare. No, signora, anzi, questa toletta vi ringiovanisce. Grazie, siete troppo amabile, dottore. Ma vi ringiovanisce di 60 anni. Come sarebbe a dire, si dà 50 anni. No, quello era un complimento. Volevo dire, siete così giovane che pare che ancora vita nascere. la crisalide prima della farfalla. Grazie a tutti e due, grazie. Buongiorno, belle bambone. Dottore Cucurullo? I miei omaggi, signora. Dottore Poi Passalacqua? dottore Passalacqua, per poverarlo, qua mi potete chiamare maledino, mi passo qualcuno, come facciamo? Già, è vero, mi scordo sempre. Ma quelli stanno un po' distratti, io guarda la mamma che sono distratti. Fine, ero distratta. E tu non ti eri distratto, signore, pure sapete insegnare o no? Che le fai sempre una piccinina? Lo so. E vabbè, ripetiamo da capo allora.